sono ingegnere informatico e lavoro presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, collega del professor Giovanni Serrelli, che voi avete già avuto il piacere di ascoltare, con la lezione su Dante della Sardegna, e che rincontreremo ancora per altre lezioni relative a questo ciclo inerente alla storia. La storia che, vista la mia presenza, ha qualche sfaccettatura in più, perché io, essendo un tecnico fondamentalmente, vedremo un po' come contaminare positivamente e in maniera multidisciplinare anche una materia che è bellissima, affascinante, però per me personalmente è molto ostica. Cioè la storia, come le materie umanistiche, per quanto portino il loro fascino, per chi ha una mentalità un po' più tecnica risultano essere forse meno appetibili, per quanto ricche appunto di fascino. Questo fascino che mi ha, diciamo, stimolato a trovare nuove, appunto come dicevo prima, contaminazioni, e vedere un po' come apportare un contributo reciproco tra il mondo tecnico delle scienze dure e invece quello del mondo umanistico e quindi della storia. L'argomento di oggi, come avete visto dal programma, è un titolo un po' strano: il trasferimento umanistico e poi preservazione del patrimonio culturale intangibile, il gioco del Samora. Tutti sappiamo che il trasferimento tecnologico è una esigenza del mondo delle scienze dure per quanto riguarda la traduzione delle complessità e per l'applicazione pratica nel mondo reale dell'economia, della produttività, per renderci in definitiva la vita un po' migliore, applicando le ricerche scientifiche e poterle attuare poi nella vita normale, altrimenti rimarrebbero relegate in questa area insomma un po' eterea. Infatti la missione principale del mondo scientifico è appunto quello di fare ricerca, ma poi trovare un'applicazione, altrimenti rimarrebbe ricerca fine a se stessa, che probabilmente per i puri avrebbe un senso, ma per le persone comuni come me insomma, non avrebbero questa applicazione pratica. Io che mi occupo di informatica, essendo un tecnologico, ovviamente il trasferimento tecnologico aiuta alle persone meno affini, meno inclini alla tecnica ad acquisire questi contenuti attraverso dei linguaggi un pochino più appetibili. Quindi questo trasferimento tecnologico, se non è chissà cosa, alla fine ci semplifica quelle che sono le complessità tecniche. Ora invece lo vedo dal mio punto di vista. Le complessità umanistiche, chi le semplifica? La difficoltà della filosofia, la difficoltà dell'arte, la difficoltà della storia, cioè mandare a memoria date, eventi, probabilmente non è semplice per tutti. Non lo è stato per me nel mio percorso di apprendimento, di formazione. Ci sono stati però alcuni escamotage che mi hanno permesso, forse per il mio taglio tecnico, la mia forma mentis un pochino più tecnica, di schematizzare. Quindi anche in questa forma mentis da tecnico riuscire a inquadrare in tabelle, riferimenti, schemi quelli che erano eventi che peraltro invece sono molto più chiari dal punto di vista mnemonico. Quindi come possiamo adottare differenti rappresentazioni materializzando questi costrutti, concetti ed eventi per una loro trasmissione e assimilazione, e che sia semplice ed efficace. Non voglio aprire il capitolo dei nostri insegnanti lungo tutto il nostro curriculum studioso, perché sicuramente ricorderemo che alcuni erano molto bravi, altri invece magari ci hanno fatto odiare determinate materie. Quindi quello che io propongo con questo termine, che l'ho coniato, un neologismo, cioè un trasferimento umanistico, cioè è una cosa speculare. Come posso io tecnico rendere le difficoltà umanistiche, gli argomenti un pochino più ostici per me che sono tecnico, attraverso appunto un'attualizzazione più tecnologica, adottando questo appunto trasferimento umanistico. Mi sono inventato questa cosa, cioè utilizzare le tecnologie che tutti abbiamo a disposizione tutti i giorni per poter concretizzare, non lo so, un evento piuttosto che altri argomenti delle scienze umane.
diciamo che la classificazione di questo termine, di questo costrutto è un po', rimane un pochino sui generis, nel senso che esistono delle discipline nuove che si chiamano Digital Humanities, cioè le umanità digitali, tradotto dall'inglese, o in italiano ciò che chiamiamo l'informatica umanistica, cioè quella branca dell'informatica che si occupa delle scienze umane e quindi applicare metodi di ricerca, metodi di analisi, rappresentazioni, applicazioni multimediali, tutto ciò che magari sfogliamo nel nostro telefonino, nel tablet, nel PC, attraverso internet, noi non vediamo altro che la materializzazione o l'astrazione di contenuti che possono essere reali o possono essere tangibili o intangibili. Quindi ho pensato, perché non attuare questo processo di trasferimento delle complessità umanistiche attraverso la tecnologia, quindi captando l'attenzione di coloro che tecnici hanno questa forma mentis e riescono però attraverso quel linguaggio ad acquisire concetti nuovi, a loro estranei o non congeniali. Tutto questo, se pensiamo alla nostra... Io sono di Macomero, poi vi dico, capirete perché dello specifico. Mio padre mi diceva: impara sarte buone la parte, cioè nel nostro percorso tutto ciò che impariamo è utile per qualcosa. Cosa significa? Dalle nostre esperienze noi impariamo e le possiamo applicare o per analogia o per induzione. Se qui ho fatto questo, lo posso applicare da un'altra parte? Probabilmente sì. Gli artigiani questo lo sanno bene, ma lo sappiamo tutti, perché la matematica che abbiamo fatto a scuola probabilmente dal verduraio ci serve, adesso sto banalizzando un po', però per farvi capire quali possono essere i meccanismi del pensiero che ci inducono a migliorare e aiutarci a semplificare le complessità che per noi non sono congeniali. Se da un lato, diciamo, le digital humanities tentano di informatizzare l'umanistica, cioè praticamente si prendono dei contenuti e si portano nel dominio digitale, d'altro canto la ricerca cosa sta facendo? Sta cercando di umanizzare l'informatica. Cosa significa? Nei telefonini, adesso mi viene in mente la tecnologia perché adesso ce l'abbiamo, un concentrato di tecnologia lo portiamo in tasca, che è la massima espressione attuale probabilmente delle tecnologie. I riconoscimenti vocali, noi diciamo: ok Google, dove si trova Villa Cidro, Università della Terza Età? In 3 secondi mi dà il percorso, io da Cagliari, da qualsiasi dove arrivo. Dietro c'è tutto un bel apparato tecnologico per poter fare questo. Però di fatto la tecnologia fine a se stessa sarebbe inutilizzabile. Allora cosa si cerca? Si cerca di umanizzarla e quindi sentiamo le voci digitali, i sintetizzatori vocali, che sono frutto però del lavoro che c'è dietro una macchina, di un sistema di elaborazione che traduce delle informazioni, organizza con una certa logica le informazioni a disposizione, riesce a connetterle e in un certo senso ad interagire. Quindi tutti questi strumenti biologici tendono, strumenti sia biologici che tecnologici tendono a umanizzarsi per renderci più vicini. Sicuramente vi presento questo barrasone degli anni 70 probabilmente, cioè se n'è fatta di strada. Adesso utilizziamo il mouse, prima esisteva solo la tastiera, ma anche c'era che ne so, i computer occupavano stanze grandi come questa sala e avevano la potenza di calcolo di un orologio da polso, in buona sostanza. Quindi la tecnologia, oltre che fare i suoi passi, diciamo, autonomi, poi ha una serie di diramazioni che consentono di utilizzare diverse tecnologie in diversi ambiti. Ad esempio, nel nostro caso, nei beni culturali, qui vediamo alcuni esempi delle tecnologie che piano piano vengono utilizzate. Ad esempio questo CAD, tutti abbiamo sentito parlare di CAD, chi più chi meno, quantomeno se portiamo il progetto con un ingegnere, per poter fare il disegno della nostra casa deve passare non più tramite china, carta lucida e tennigrafo, ma fa tutto tramite un computer. Il computer poi manda la stampa e ci manda la stampa.
Oppure pensiamo alla sensoristica, chi oggi di noi non ha una telecamera che ne so, a casa, piuttosto che il sensore del parcheggio nell'automobile, per citare i più moderni. Oppure pensiamo al laser, che prima era solamente relegato ai laboratori di ricerca, adesso li abbiamo tutti. Prendo un puntatore laser che semplicemente utilizziamo per proiettare i contenuti, cioè per visualizzare i contenuti. Questo è un laser, lo conosciamo tutti, questo è un puntino rosso, però come vedete il laser ha diverse applicazioni, adesso si applica in geodesia, si applica per le applicazioni di telemetria, telerilevamento, o pensiamo ad esempio ai radar. Prima il radar era retaggio solamente dell'aeronautica, seconda guerra mondiale diciamo che ha avuto buon esito anche grazie a questa scoperta. Ora invece queste tecnologie che pian piano si stanno raffinando vengono utilizzate anche in diversi campi, dal radar al georadar. Vediamo gli RFID che cos'è? Un'antennina che ha una sua logica, viene investita da un campo magnetico e restituisce delle informazioni, da un campo elettromagnetico, è stimolata da questo campo elettromagnetico, risponde con delle informazioni che noi possiamo mettere una codifica numerica piuttosto che il nostro nome e cognome, eccetera. Vengono molto utilizzati nei supermercati, ormai lo sappiamo, come metodi antitaccheggio, oppure nelle biblioteche per riconoscere ad esempio dei volumi, per agevolare il prestito. Quindi anche il barcode, questo semplice codice a barre che prima era uno sconosciuto, adesso sappiamo tutti che identifica univocamente un prodotto nello scaffale del supermercato piuttosto che qualsiasi genere di consumo. Mi viene ancora da pensare ad esempio alla TAC o all'RMN, la risonanza magnetica. Ricorriamo ai benefici della risonanza, della tecnologia, per vederci all'interno. Un metodo meno invasivo della tomografia, che utilizza radiazioni, la risonanza utilizza le onde elettromagnetiche non invasive, quindi è meno dannosa. Ovviamente vanno utilizzate in ambiti specifici perché ciascuna è indicata per un particolare utilizzo e cercando di ottenere un particolare responso, però di fatto è stata utilizzata, come vedete qua, da un collega del CNR, è stata utilizzata per leggere dei papiri carbonizzati a Pompei. Attraverso questa tecnologia, che è il retaggio appunto della scienza biomedica, è stata utilizzata per la ricerca culturale. Quindi sono stati letti dei frammenti di papiro carbonizzato che era impossibile aprire, perché capite bene che la carta è incenerita, basta sfiorarla che diventa subito polvere, cenere, ed è stata utilizzata per leggere all'interno. Questo per qualche esempio, per farci capire come tecnologie nate in ambiti assolutamente estranei ad altri vengono poi applicate, chieste in prestito o addirittura perfezionate per accedere a contenuti sempre più piccoli, sempre più nascosti. Ovviamente l'informatica, da informatico dico, è sempre la stessa, cioè l'informatica è informatica. Se viene presa in prestito da un ambito piuttosto che un altro, di per sé non cambia. Se la applico ad esempio al campo dell'umanistica, la chiamerò informatica umanistica, se la applico alla medicina, la chiamerò praticamente, come l'ho chiamata, l'informatica medica. Oppure applicata alla matematica, l'informatica computazionale, a quella economica, l'informatica economica per le materie economico-finanziarie e così via, ma sempre di informatica si tratta. Il problema è, tutta questa tecnologia bella, ma di che contenuti la riempiamo? Probabilmente oggi abbiamo un eccesso di tecnologia, però forse carenza di contenuti, quindi con i colleghi di istituto, che sono degli storici, dei ricercatori in storia medievale, moderna e contemporanea, la sfida è stata questa, cioè come possiamo collaborare in maniera proficua affinché i contenuti di uno possano essere inseriti nei dispositivi di noi altri tecnici. Cioè attuare questo che vi ho detto dall'inizio, questo trasferimento umanistico, cioè aiutare i tecnici come me a capire le complessità delle scienze umane attraverso i linguaggi che noi capiamo e viceversa utilizzare gli strumenti per semplificare queste complessità tecnologiche per coloro invece più inclini a quelle che sono le scienze umane. Sicuramente
il collega Giovanni Serrelli vi parlerà più estesamente di questo, però noi come istituto abbiamo molte linee di ricerca che si occupano di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale. Non solo ricerca storica pura, ma ricerca storica applicata, cioè da circa 20 anni il nostro istituto, io sono arrivato di recente, sono in forze da circa 6 anni, ma già da 20 anni fa l'istituto si occupava di valorizzazione dei beni culturali, valorizzazione del patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile, attraverso appunto queste tecnologie, quindi avvalendosi della collaborazione di esterni, perché ognuno è il suo, ognuno ha le proprie competenze, però in queste leghe magicamente le proprietà dei singoli vengono amplificate grazie al legame, un po' come appunto avviene per le leghe metalliche. In questa pagina c'è una piccolissima anteprima di ciò che è l'argomento della prossima lezione del professor Serrelli, in cui vi parlerà del museo Muda di Las Plassas, ma qui vi voglio far vedere come le tecnologie informatiche hanno riportato in vita, vediamo se parte il video, non parte, qua, nemmeno, probabilmente è dovuto alla differenza di applicazione, non so se stanno partendo o no, non partono, alla differenza del programma che ho utilizzato per creare i contenuti. Comunque, qui in alto vediamo una ricostruzione 3D e un filmato fatto col computer interamente, che attraverso i rilievi reali che sono stati fatti sulle rovine del castello di Las Plassas, di Marmilla, hanno consentito poi di creare delle ricostruzioni in 3 dimensioni che sembrano reali, molto realistiche, di quello che si presume fosse l'architettura e la struttura reale del castello, sia all'esterno, alla sinistra, che all'interno del filmato di destra. Qui in basso invece vi ho portato altre 2 fotografie con un filmato di quello che era un contenuto multimediale all'interno della Torre di Chia, che è stata una delle prime realizzazioni multimediali del nostro istituto, che attraverso collaborazioni esterne con architetti e registi multimediali ha valorizzato questa torre costiera del Regno di Sardegna con un impianto stabile all'interno in cui vengono proiettati dei contenuti, ci sono dei cartelloni, c'è una forte componente informatica, tecnologica, che consente appunto di raccontare questo monumento. Una delle caratteristiche di queste, diciamo, installazioni che sono state fatte, come ad esempio a destra il Museo Turcos y Moros di Donos Tramasa, che vi invito a visitare perché è un piccolissimo museo, ma è veramente bello e accattivante, perché sia ciò che accomuna queste 3 realizzazioni curate dal nostro istituto è il fatto che i reperti parlino in prima persona, si raccontano. Quindi anche il reperto parla con la lingua, o meglio con le inflessioni, ovviamente in italiano, però parla con le inflessioni catalane della ceramica valenzana, piuttosto che con l'accento toscano per il quadrello della balestra, piuttosto che, insomma, parla con accenti e con inflessioni che sono tipici di luogo di provenienza dei reperti che sono stati trovati per quanto riguarda il Museo Muda. Per quanto riguarda invece la Torre di Chia, parla e si racconta in prima persona, racconta la sua storia, e questo racconto, per quanto sia molto coreografico, fatto molto bene, è tutto pedissequamente aderente alla realtà storica. Quindi sono stati studiati i documenti dai colleghi d'istituto e, in base alle evidenze documentali che sono state estrapolate dagli archivi, dopo anni e anni di studio, sono state poi raccontate in questi filmati. E lo stesso nel Museo Turcos y Moros, che racconta della storia del Barbarossa, che lasciò una prova, a parte la distruzione del villaggio di Uras, non ricordo in che anno perché non sono uno storico, però a parte questa distruzione è stata poi trovata un'epigrafe, una scritta in cui si dice che appunto il Barbarossa è stato qui e ha compiuto questa impresa. Su questi ritrovamenti sono stati poi creati altri contenuti di verità storica e allestiti appunto nei musei rispettivi. Andiamo avanti.
Adesso entriamo nel vivo, dopo questo excursus. Nel vivo l'ho messo tra virgolette perché stiamo parlando di macchine, però l'interazione uomo-macchina è sempre stata una sfida molto affascinante da parte dei ricercatori. Cioè, un computer, come reagisce all'interazione con un uomo? È ancora più interessante. Un uomo, come reagisce con l'interazione con il computer? C'è stato uno scienziato, Alan Turing, inglese, da cui deriva appunto il nome di test di Turing, che appunto studiava queste interazioni, cioè vedere se un uomo, interfacciandosi con un sistema senza sapere se dietro c'era un uomo o una macchina, fosse in grado di capire di chi si trattava, se di un uomo o di una macchina. Quindi ci sono tutta una serie di procedure, però i test di Turing servono a questo, capire nell'interfacciamento con una macchina se l'uomo si accorge che effettivamente si tratta di una macchina o, se è talmente brava, pensare, se questa macchina, ad elaborare le informazioni, essere tradito e pensare che sia un umano. Ci sono casi in cui questi test avvengono in maniera assolutamente trasparente, saremmo convinti che dietro c'è un essere umano, invece in cui si scopre che dietro c'è un sistema di elaborazione automatico. Perché il patrimonio culturale intangibile? Sappiamo bene la differenza tra tangibile, quello che possiamo toccare, e ciò che invece non possiamo toccare. Cioè il patrimonio intangibile è tutto ciò che noi tramandiamo di padre in figlio attraverso le generazioni mediante un racconto, mediante un'arte, mediante un procedimento, mediante un gioco. In questo caso ho pensato, perché non valorizzare ulteriormente, perché ci sono altre iniziative che valorizzano il gioco della morra, portare questo gioco in ambito virtuale e vedere un po' che cosa succede. Tutti noi sappiamo che ci sono diversi giochi, il gioco della morra cinese, sasso, carta, forbice, o piuttosto il pari e dispari, però in questa zona probabilmente non è tanto diffusa, anche se è conosciuta, però la Barbagia, diciamo che è la culla un pochino dove viene giocata ancora oggi molto la murra sarda, in diverse varianti, perché ci spostiamo di pochi chilometri all'interno della Barbagia e viene giocata in maniera assolutamente diversa. Ogni tanto va in sospensione il monitor. Quindi partendo dagli uomini e dai loro giochi, attraverso la digitalizzazione, la preservazione del nostro patrimonio culturale intangibile, in questo caso del gioco, può passare anche attraverso la consegna di questo gioco all'ambiente virtuale, in modo che diventi immortale. Quindi vediamo un po' che cosa ho ideato, nel senso che questa è una proposta progettuale, ancora non esiste un'implementazione fisica. Però siccome è una cosa che mi è piaciuta da quando ero ragazzo, ci ho sempre giocato quasi bambino, quindi ho detto adesso insomma superati i 50 anni me la porterò fino ancora per molto, perché comunque mi piace giocare. Io l'ho imparata a mia volta da persone più anziane e i bambini adesso imparano da noi che giochiamo, quindi questo tramandare questa tradizione è sicuramente una cosa buona, come facciamo tutti con altre cose. Non essendo uno storico non so da dove nasca questo gioco, anche perché non è stato indagato negli archivi e infatti ho chiesto al collega Giovanni, è un lavoro abbastanza improbo. Innanzitutto bisognerebbe prendere le fonti nei diversi archivi e poi correlarle, ma le origini di questo gioco, da dove partono, dove nasce? Dopo essermi imbattuto in alcune immagini, la più antica che ho trovato è stata questa del 2500 a.C., circa 4500 anni fa, in cui in questo geroglifico, in questi pittogrammi delle tombe egiziane, in questo caso nella tomba 15 di Bakht in Beni Hassan, della XII dinastia, c'è questa figura e gli esperti hanno detto che questi servi, queste persone, queste figure stanno giocando a un gioco della morra, a un gioco con le mani. Quindi figuratevi com'è antico. Se però questo non lo conoscessimo,
facciamo diciamo un salto di quasi 2000 anni e andiamo intorno al 500 a.C., no, nel 100 scusate, anche nato nel 100 a.C., tra il 100 a.C. e il 43 a.C. Cicerone ha scritto una cosa. Ora, vabbè, a parte la questione latina che vi lascio per i più appassionati, ve la traduco direttamente in italiano secondo due traduzioni, ma il succo è questo. Cicerone scrisse: nel lodare la fede e la bontà di qualcuno si dice che è degno colui con cui si gioca la morra anche al buio. Oppure, quando infatti lodano la lealtà e la probità e l'onestà e rettitudine di qualcuno, dicono che è degno che si giochi con lui alla morra al buio. Ora, se qualcuno di voi conosce la morra o ci ha mai giocato, giocare al buio si tratta di esprimere la massima fiducia rispetto all'avversario. Però, al di là del significato in sé di questa frase, abbiamo però la prima citazione di questo gioco. Quindi si pensa, perché non ci sono, non sono io a dirlo, perché ripeto, è lavoro da storici, si pensa che il gioco si fosse diffuso anche attraverso le truppe romane che nel bacino del Mediterraneo portavano questo gioco tra commilitoni. Infatti è un gioco molto diffuso nel bacino del Mediterraneo. In diverse varianti lo si gioca molto da noi in Sardegna, in Corsica, nella costa adriatica, nella costa spagnola, in qualche località della Africa subsahariana, eccetera. Come è nata l'idea? Quando ero piccolo mi mettevo a giocare cercando di scimmiottare i più grandi, però c'era una buona componente di timore. Quando mi mettevo a giocare mi intimorivo e allora sbagliavo in buona sostanza. Allora un mio amico più anziano, che oggi è mio cognato, mi disse: mettiti davanti allo specchio, ti abitui alla presenza di un'altra figura che ti urla addosso e quantomeno, ovviamente ai fini del gioco è assolutamente inutile, ma a livello posturale e comportamentale è importantissimo, perché vedi un'altra persona che gesticola davanti a te. Quindi quel riflesso in quello specchio, l'idea è nata da questo: perché io non posso trasporre l'immagine del mio giocatore all'interno di un display, all'interno di un monitor, all'interno di un proiettore, all'interno di uno smart device, eccetera. Quindi questa è stata, diciamo, la scintilla che ha fatto sviluppare quest'idea che adesso vi racconterò. Io vi descrivo la variante del gioco della morra, ma come lo giochiamo a Comer, perché se andiamo a Bitti si gioca quasi uguale, se andiamo magari a Meana si gioca in un'altra maniera, non ricordo dove sbattono la mano sul tavolo, quindi io vi racconto quello che conosco del mio paese. Qui abbiamo 3 giocatori, poi non so, giusto così per rompere il ghiaccio, chi conosce il gioco della morra alzi la mano. Conosce? Ha sentito parlare? Allora, la domanda è: chi ha sentito parlare del gioco della morra? Tutti. Adesso scriviamo: chi ha mai giocato al gioco della morra? 1 e 2 e 3. Allora, poi indaghiamo sulle origini, però mi permetto di raccontarvi come si gioca. Perché le regole sono molto semplici, ma il gioco è di una difficoltà diciamo abbastanza impegnativa. Il gioco in genere, quando si è carenza di materiale umano, si gioca 1 contro 1 e ognuno tiene per sé il punteggio, quindi man mano che si vince uno tiene il punteggio magari con la mano dietro la schiena. I più bravi riescono a contare contemporaneamente i punteggi di uno e i propri punteggi, il proprio punteggio e quello dell'avversario. In un caso, diciamo, fortunato, 1 contro 1 con un terzo giocatore, con una terza figura che funge da arbitro e da contatore. Nei casi invece in cui c'è un torneo, io qui vi ho messo 5 figure, di cui quelli di sinistra sono della squadra A, destra squadra B, A1 e A2. ok, A1 A2, C è l'arbitro, B1 B2
sono invece i giocatori dell'altra squadra. Nei tornei professionali, nei tornei diciamo di un certo livello, come quello di Urzulei piuttosto che altri, in Barbagia, c'è una seconda figura, cioè l'arbitro è garante delle posture corrette e dei movimenti. C'è un'altra figura che si chiama subcontadore, che invece è deputato solamente al conteggio dei punti. Il gioco consiste nel presentare due numeri con le dita di una mano, dichiarando a voce alta un altro numero simultaneamente, in modo chiaro e non ambiguo. Il numero chiamato è la somma dei due lanci che i giocatori devono prevedere a priori. Ho cercato di semplificare al massimo. In buona sostanza, i due giocatori buttano dei numeri. Ciascuno dei giocatori deve indovinare la somma che uscirà fuori. Va bene? Ok? Ora, da informatico non potevo privarmi, anche perché questo contributo l'ho presentato negli Stati Uniti, in Florida, in un contesto di informatici, di tecnici, quindi ho dovuto fare qualcosina ovviamente di tecnico, cercando di descrivere con un algoritmo, cioè una procedura non ambigua, ma chiaramente leggibile da un sistema di elaborazione, affinché appunto fosse implementabile nel sistema automatico di calcolo. La regola formale del gioco è questa. Adesso cerco di descriverla in italiano, perché questi sono tutti segni un po' noiosi, però in buona sostanza, se il giocatore A gioca contro il giocatore B, quella freccia vuol dire il giocatore A butta il numero A dichiarando la somma A, la somma del giocatore A, e nello stesso tempo il giocatore B butta il numero B e dichiara a voce alta la somma, se, questo l'ho scritto in inglese perché la regola, il linguaggio di programmazione si usa l'inglese, quindi questa è la condizionale. Se il numero di A più il numero B è uguale alla somma che ha dichiarato il giocatore A, e nello stesso tempo il numero lanciato dal giocatore A più il numero lanciato dal giocatore B è diverso dalla somma che dichiara B, allora A vince, il punteggio di A si incrementa di una unità e si ripassa alla seconda giocata. Viceversa, se il numero buttato da A più il numero buttato da B è diverso dalla somma dichiarata da A e contemporaneamente il numero buttato da A più il numero buttato da B è uguale alla somma dichiarata da B, specularmente B vince, si incrementa il punteggio del giocatore B, eccetera. Se nello stesso tempo i numeri buttati sono uguali al numero che dice il giocatore A e contemporaneamente è uguale al numero che dice il giocatore B, la giocata è fatta, nessuno guadagna il punto e si rigioca. Parimenti, se le somme dichiarate dai due giocatori sono entrambe diverse dal numero che si materializza con le buttate dei due numeri, nessuno vince e si prosegue ad libitum. Ora, questo è tra un giocatore, il primo caso, giocatore A contro giocatore B e arbitro C. Le cose un po' si complicano se dobbiamo fare gli scambi incrociati. Qui vi propongo solo uno scambio, che è questa cosa, poi cambiando gli indici di queste letterine, per i matematici ci sguazzeranno questa cosa, però per gli altri invece è una questione proprio induttiva, cambio gli indici e faccio gli incroci, quindi non c'è niente di complicato. Semplicemente cambiando appunto questi valori potremo fare tutte le combinazioni che vi ho espresso in maniera letterale. Ora le vedete, no, le vedremo tra un po'. Vi dico solamente alcune regole. Le partite possono essere di tre differenti tipi. Una è una partita normale, che chiameremo N, cioè normal, e si gioca a 16 punti. Quindi ci vediamo per la prima volta, facciamo la giocata, vince chi raggiunge prima 16 punti, con 2 punti di scarto però, quindi se siamo 15 a 16 succede una cosa, se siamo 14 a 16 vince chi arriva a 16. Poi c'è la partita di bella, cioè vince una squadra, si fa un altro scambio, vince un'altra squadra, le due squadre vincenti giocano una bella. In questo caso la partita si fa a 21 punti.
Poi c'è la partita alla mano, che io ho chiamato H, dalla parola inglese hand, che si gioca a 5 punti. Vi spiego dopo come si arriva a questo punto. Dall'inizio i giocatori con l'arbitro si accordano se le vittorie devono essere 1 su 3, 3 su 5 o quello che si vuole, 2 su 3, eccetera, eccetera. Dopo aver vinto una giocata, l'altra squadra può sfidare altri contendenti e se questa seconda squadra vince, poi entrambe le squadre giocano la bella, che consiste in scambi più lunghi perché il punteggio finale da raggiungere è di 21. Se entrambe le squadre raggiungono il punteggio di 15 a 15, quindi vi dicevo che lo scatto deve essere di 2 punti, nelle partite normali o 20 a 20 nelle partite di bella, qui non ve l'ho messo per brevità, ma anche 5 a 5 nelle partite alla mano, allora l'arbitro batte le mani. Quindi se lui sta contando a un certo punto, quelli fanno il punteggio, si arriva a 14 a 16, quelli che fanno 14 arrivano a 15, l'arbitro batte le mani e il punteggio si resetta. Si resetta 0 a 0 e vince in questo scambio chi raggiunge prima i 5 punti. D'accordo? Se per caso si arriva 4 a 4, l'arbitro ribatte le mani, si reseta il punteggio e si inizia fino a che non si raggiunge il punteggio di 5 con 2 punti di vantaggio rispetto all'avversario e così via. Adesso questo disegnino, che forse non vedete in maniera abbastanza chiara perché è un po' sgranata, chi di voi sa che cos'è un diagramma di flusso? Ok, ora sono tutte notazioni ovviamente informatiche, logiche, eccetera eccetera. Un diagramma di flusso è praticamente la rappresentazione di un processo attraverso delle frecce che seguono degli stati di avanzamento e mediante questa simbologia si può descrivere il gioco. Vi dico solamente la differenza di questi dove siamo? Qua, i rombi rispetto a questi parallelogrammi e rispetto a questi rettangoli. I rombi sono delle istruzioni cosiddette condizionali. Se si verifica una condizione si va verso il rosso, diciamo. Se si verifica un'altra condizione si va verso il verde e così via. Quindi qui cosa c'è scritto? Nello scambio tra A e B, A vince? Sì, allora vai da una parte, B vince, vai dall'altra e così via. Seguendo le freccette avete né più né meno quello che avevo espresso in forma letterale nella prima rappresentazione. Ovviamente questa è la rappresentazione flowchart, cioè in inglese la chiamano flowchart, ma la traduzione italiana è il diagramma di flusso della giocata fra 2 giocatori A e B. Questa invece è la giocata fra 4 giocatori. Vedete che il minestrone un po' anzi la spaghettata si complica un pochino di più. Però ripeto, se ci fosse la possibilità di vederla pian piano, vi assicuro che è molto lineare, basta seguire i rettangolini e le freccettine e si capisce bene come quello che vi ho raccontato a voce. La pronuncia dei numeri nella nostra variante sono 1, che non è mai utilizzato, perché io non dirò mai 1, se lo scopo è raggiungere la somma, 1 non verrà mai totalizzato, il minimo è 2. Però ad esempio 2, 3, 4, 15, 6, 7, 8, 9, 10, che nel gioco della murra viene pronunciata appunto murra. Quindi se io butto 5, l'avversario butta 5 e uno dei due dice murra, vince lo scambio, ok? Perché murra è 10. Poi, dopo che il punto viene preso, ad esempio, si gioca con questa carta 6, 7, 9, murra. Però se io prendo il punto, diciamo che devo un pochino ridicolizzare l'avversario. Come lo faccio? Qui ci sono le repliche eleganti, vi risparmio quelle un pochino più leggiadre perché è un gioco vietato, perché si gioca in genere quando si è un pochino brilli, si gioca dopo le feste, è un gioco che prende molto, anima molto i giocatori. Quando uno inizia a vincere e vessa l'avversario, vi lascio immaginare che tipo di reazioni si provocano e spesso si vogliono provocare, perché essendo un gioco di concentrazione, se facciamo perdere le staffe all'avversario, ovviamente abbiamo un gioco facile, perché ve lo spiego fra un po'.
le risposte sono durdu, quando io prendo duo, duos, duduru, tre, tremeri, battoro, barattu e così via, chi, chi, seghi, 60, 70, 80 eccetera. Sono le più comuni repliche che da un punto di vista musicale sono delle terzine, diciamo così. Batto molto anche sull'aspetto musicale perché ad esempio in genere il tempo di esecuzione è fra i 65 e i 90 battiti al minuto, che non sono pochi. Quando si eccede con questo la murra un po' si sporca, non è bella perché non è molto intelligibile. Ora qui purtroppo non si vedrà il filmato che io vi ho messo, però questa è una sequenza dal torneo che è stato fatto al Soleil nel 2019, in cui appunto in questo scambio, qui adesso non credo che si vedrà, no, internet c'è? No, qui se vado su internet c'è, non è collegato, non c'è problema. Comunque in questo scambio perché lo porto ad esempio? Lo porto ad esempio perché questi aumentano, a un certo punto uno dei due giocatori dice oh, si mette a fischiare, basta, si eccede il ritmo, non si riesce più non è più intellegibile, quindi il gioco è fatto di ritmica, di eleganza e di furbizia. Sarebbe stato curioso, vabbè, pazienza, lo vedremo un'altra volta. Dietro questo gioco che apparentemente è semplice ci sono non è completamente casuale, o meglio, se i giocatori fossero talmente bravi da creare degli elementi e delle giocate disgiunte, cioè tra esse si dice stocazzicamente indipendenti, si può dire che questo gioco è casuale. Ed è per questo che è anche un gioco d'azzardo. Perché è un gioco d'azzardo? Soprattutto se io punto delle somme di denaro. Io metto questa somma di denaro sperando che esca questo risultato. Ovviamente non si gioca così, però essendo comunque un gioco d'azzardo e generando le reazioni che vi ho raccontato prima, è un gioco vietato. Perché potrebbe diventare semplice? Perché in genere i giocatori tendono a buttare sempre gli stessi numeri, o perché hanno un difetto nella mano, magari è perfetta la mano, ma nel gioco tende a buttare sempre il 3, oppure vince sempre, che ne so, il secondo avversario, in apertura butta sempre l'1. Se io riesco a capire queste dinamiche, cosa succede? Quando passerò lo scambio con l'altro giocatore, so che butta 1 e gli faccio la giocata con un 3 chiamando il 4. Ok? Queste dinamiche, se vi capita di vederlo, di capitare in un contesto di gioco, provate a focalizzarvi su chi vince sempre e vi rendete conto che certe cose le studia. Ok? Ovviamente statisticamente è un test ripetuto di Bernoulli con probabilità di successo un quinto, cioè dobbiamo indovinare quale dei 5 simboli e l'avversario ci butterà. I simboli devono essere chiari e non devono essere ambigui. Cosa vuol dire? La posizione delle dita deve terminare staticamente sul campo da gioco. Devono capitare o parallele al terreno a mano dritta o a mano reversa al rovescio, mai di taglio, perché capite bene che se io vi metto la mano di taglio e qui metto un 4 o metto un 3 o metto un 2, per voi il profilo vedete sempre il profilo di un dito, quindi certe tecniche vengono utilizzate e l'arbitro interviene per calmierare questi atteggiamenti, oppure si fa un coso sfuggente per evitare che l'avversario legga bene la mano. Però ad esempio in uno studio di colleghi dell'Università di Sassari che hanno utilizzato una interessante apparecchiatura per seguire lo sguardo della pupilla, hanno verificato scientificamente che ciascun giocatore, cascasse il mondo, guarda sempre la mano dell'avversario, ovviamente. Ora, ha scoperto l'acqua calda, però nessuno l'aveva mai dimostrato. Loro, con una strumentazione apposita, hanno visto che l'attenzione del giocatore è tutta focalizzata sul numero che uscirà nella mano dell'avversario, perché quello è lo scopo del gioco. Ovviamente è
vietato, una volta che si è buttato il numero, cambiare in maniera casuale. Me ne ero dimenticato, no, non si fa. Questo genere di tecnica si chiama scalare, cioè scalare i numeri, puoi scalare, e se uno lo sa fare bene, e vi assicuro che c'è gente che sa barare bene, riesce a camuffare il risultato. Infatti motivo di diverbio è anche questo, perché c'è gente, più anzianotti soprattutto, anche più giovani, insomma un po' di tutti, diciamo dei furbi, la classe dei furbetti, fanno questo, però viene spesso utilizzato quando o si arranca oppure è proprio uno stile del voler a tutti i costi guadagnare il punto, perché è anche difficile scalare e azzeccare il numero, quindi sempre parallelamente al terreno. Tuttavia, nonostante questo che vi dicevo, cioè lo studio della mano, conserva comunque una dose di casualità il gioco, ed è per questo che grazie all'abilità dei giocatori, che consiste appunto nel leggere e nel tentare di indovinare quello che capita, di leggere appunto statisticamente la mano dell'avversario per poter guadagnare dei punti con una giocata rispetto alle altre. Adesso vi racconto come questo gioco può essere inserito all'interno di un sistema digitale. Perché? Ovviamente la mia idea era quella di poter, adesso non so che gusti cinematografici possiate avere, a me piacciono molto le animazioni, cioè quel che chiamavo cartoni animati quando ero più bambino, e tutti abbiamo conosciuto. Adesso la maggior parte dei cartoni animati, piuttosto anche che dei film, utilizzano delle tecniche di realtà virtuale che ricostruiscono i movimenti delle sembianze umane attraverso la simulazione al computer. Come viene fatta questa cosa? Come sono così perfetti anche le mimiche facciali? Come fanno a ricostruire bene anche la mimica facciale? Perché vengono utilizzati dei sistemi particolari, questi sono alcuni. Vengono sistemati dei sensori, come vedete la ragazza che cammina nel riquadro bianco ha dei puntini arancioni, che sono gli stessi puntini arancioni che vedete in questo modello, va bene? Nei segmenti degli arti vengono posizionati dei sensori che hanno delle capacità giroscopiche piuttosto che inerziali. Cosa vuol dire? Un movimento che in base a vi dicevo, vengono posizionati dei sensori cosiddetti inerziali che carpiscono il movimento di tutti i segmenti del corpo umano, e questi movimenti vengono analizzati da un sistema di elaborazione. Vengono tradotti e, come vedete, il manichino che voi vedete lì, la ricostruzione qua, segue i movimenti della ragazza. Allo stesso modo, vedete qui dei ricercatori hanno utilizzato una telecamera di profondità. Dove siamo? Qua, la vedete? Hanno il puntatore laser fa le bizze. Vedete qui le mani come vengono rilevate da una telecamera di profondità. Qui invece vedete dei guanti che sono stati realizzati nel 2019, sono molto flessibili, con dei sensori a livello proprio quasi epidermico, perché vengono indossati questi guanti che possono essere di tessuto in lattice, con degli attuatori che in base al movimento consentono di riprodurre esattamente i movimenti delle mani. Ora, queste tecnologie che vengono utilizzate nel cinema, nell'animazione, in ambito di simulazione, eccetera, possono essere utilizzate per riprodurre i movimenti in un sistema di gioco, come vi dicevo. Quindi se io devo fare questo simbolo, indosso un guanto, immediatamente il computer acquisisce il movimento, viene ricostruita un'immagine che è la speculare a quella del movimento e viene riportata all'interno del sistema di elaborazione. Ovviamente se io devo portare anche all'interno del sistema il sistema di calcolo, cioè dare la possibilità a un calcolatore di prevedere quelle che sono le mie giocate, devo sfruttare quei motori che si chiamano i cosiddetti di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale è sintetizzatori vocali che alla pronuncia di un numero
possano tradurre quello che io dico foneticamente, con tutte le inflessioni, con tutte le varianti, e tradurle in un numero. Ma questo esiste già, perché vi dicevo, voi utilizzate il telefonino, utilizzate Alexa di Amazon, piuttosto che OK Google di Google, piuttosto che Siri dell'iPhone, piuttosto che altri che non mi vengono in mente, voi pronunciate delle cose e il computer risponde, capisce? Quindi questi sintetizzatori vocali già esistono, bisogna applicare a questo contesto particolare. Indossando uno di quei guanti, ovviamente, le pose dei numeri che vedete, il pugno chiuso vale 1, l'1 vale 1, il 2 col 2, eccetera, conosciamo bene, vengono associati ai valori che vengono acquisiti dal sintetizzatore vocale del computer e consentono appunto di trasporre all'interno del sistema il gioco. Qui vi ho fatto un semplice schema di quello che può essere il funzionamento. In buona sostanza al centro c'è il sistema di elaborazione, che sono quei due rettangoli con schematizzazione. Abbiamo dei monitor reciproci, ciascuno vede ciò che butta l'altro, è un sistema di acquisizione con un microfono come questo, riceve il numero 5 di questo inglese, lo macina all'interno e al mio altoparlante gli dirà Kimbe. Se gli dico Battoro al mio sistema, lui, se sto giocando con un altro straniero, un americano, dirà 4. Questi sistemi di calcolo automatico in traduzione esistono già. Questa è la mia proposta di implementazione di questo genere di tecnologia, cioè per poter utilizzare questo tipo di acquisizione ed essere implementata per il gioco della morra. Qui ci mancano delle immagini, ma non fa niente perché evidentemente erano il difetto cioè una differenza nella versione che ho utilizzato per realizzare queste diapositive. Quindi una volta acquisiti i movimenti corporei e le combinazioni delle dita, ovviamente grazie all'intelligenza artificiale posso comandare degli avatar, cioè posso comandare delle animazioni che sono create dal computer imponendogli quelli che sono i miei movimenti, nel caso in cui io decida di governarli, oppure far sì che questa intelligenza li auto-istruisca e li muova autonomamente. Durante la fase di allenamento il sistema chiaramente inizierebbe a collezionare tutti questi valori, inizierebbe a mappare statisticamente quelle che sono le occorrenze delle ripetizioni. Se il sistema, che è molto più bravo di un essere umano, riesce a capire quali sono le ripetizioni mediante queste analisi statistiche, in 448 capisce se io zoppico sul 3, se io zoppico sul 5, ogni 10 buttate butto il 5. Lui inizia a collezionare questo genere di intelligenza e capire questo pollo mi butta il 5 troppe volte, quindi cosa fa? Sicuramente mi batte a lungo andare perché capisce quelle che sono le mie repliche. Qui c'era un'altra immagine che non si vede, anche qui va purtroppo, non riesco a capire perché non si vedono, però posso fare una cosa, se mi consentite. Apro un altro documento che dovrebbe averle tutte, finestra, vista, schermo intero. Se avete un attimo di pazienza vado avanti. Avevo ottenuto la presentazione perché c'erano delle animazioni, ma in questo caso col PDF dovrei aver conservato tutto. Traduttore, vedete, qui non c'era l'immagine prima. In buona sostanza avere uno schermo gigante in cui vedo dei giocatori. Addirittura un'altra implementazione che avevo pensato era quella di farla per capire i tempi di latenza, cioè i tempi di reattività a distanza, perché mentre in tempo reale il tempo di risposta è immediato, se io gioco con uno che sta a Torino, ovviamente la telecamera deve acquisirmi, deve elaborare, il segnale deve partire dentro il cavo, arrivare fino a Torino. Per quanto si muovono i segnali alla velocità della luce, ovviamente ci sono dei tempi di latenza, quindi dal punto di vista della ricerca è interessante capire quali siano questi tempi di latenza affinché il gioco sia giocabile anche a distanza.
una recente indagine, insomma, un esperimento che è stato fatto sull'esecuzione di brani musicali, hanno appurato questi colleghi del GAR che si può suonare a distanza fino a 3000 km mediante sistema di trasmissione dati con reti ad alte prestazioni. Cioè, per darvi un'idea, dal Cairo a Londra, se uno suona al Cairo, uno suona a Londra, circa 3000 km, non avvertono la distanza, cioè come se fossero compresenti tutti nello stesso ambiente. Quindi sulle evidenze, diciamo, tecniche di misurazione che hanno fatto con queste sperimentazioni, appunto per l'esecuzione di brani musicali, intendevo implementare un sistema che fosse analogico al momento, cioè riprendere i giocatori semplicemente con delle telecamere e inviarli via rete per capire che tipo di latenza ci sono e quali siano le latenze accettabili. Ovviamente queste sono delle implementazioni. Qui vedete che lo schermo proietta gli avversari, ma gli avversari come fanno a vedere i miei movimenti? Li vedono attraverso l'utilizzo di questi guanti tattili che vi ho presentato poc'anzi, oppure vengono utilizzati attraverso sistemi di visualizzazione con i visori 3D, quelli che vedete di realtà virtuale, eccetera. Non sono tanto diffusi nella realtà quotidiana, ma sempre più prepotentemente stanno entrando nell'utilizzo, ad esempio, dei videogiochi, piuttosto che nelle implementazioni delle visite virtuali all'interno dei musei. Ad esempio al Museo Archeologico di Cagliari, nazionale di Cagliari, dove ho fatto un tirocinio di 6 mesi, sono state implementate delle tecnologie di ricostruzione 3D dei siti o non accessibili o comunque remoti, che non si dovrebbe andare fisicamente a visitarli, vengono presentati con questi visori 3D. La visita va prenotata perché i dispositivi sono ovviamente limitati, però è un'opportunità che pian piano sta entrando all'interno dei nostri ambienti museali. Un'altra idea è quella di avere un sistema che consenta appunto la remotizzazione, come vi ho detto, o umano verso umano, quindi da remoto un giocatore può giocare con un giocatore remoto e le figure che vedrebbero i rispettivi sarebbero, vedete che questa strisce che sembra un carcerato è questo qui, mentre questo a quadri a X a barre è questo qui. Quindi o in questo modo i due giocatori, le due squadre si vedono remotamente e vedono se stessi specularmente, oppure quelli che sono all'interno del monitor non sono le fattezze umane, può esserci, che ne so, un dinosauro, un draghetto, non lo so, vengono impersonate delle figure con le fattezze umane o mossi dai movimenti remoti delle rispettive quadre che animano queste animazioni. O addirittura una terza opzione che ipotizzavo era quella che queste figure all'interno dei display siano completamente comandate dal computer, quindi è il computer che anima, magari istruito in una fase precedente, che però anima successivamente questi avatar. L'obiettivo è quello di poter realizzare dei tornei, magari non proprio tra il Giappone e gli Stati Uniti, che ci sono 10.000 km di distanza, o tra noi e il Brasile, ma qui giusto per farvi capire che se noi volessimo remotizzare questo gioco attraverso delle reti ad alte prestazioni simboleggiate da questi cerchietti collegati dalle linee di trasmissione, e potremmo appunto giocarlo in sistemi remoti. Ora, mi rendo conto che l'eccitazione, il coinvolgimento, per dire, le espressioni facciali, anche i rumori, gli odori, non so come dire, dal punto di vista reale non possono essere sostituiti. Però avere un sistema di gioco virtuale innanzitutto elimina tutti i confini. Uno se lo porta nel telefonino, si mette il visore e inizia a giocare a murra a manetta, come dico io, a parte gli scherzi. Si può utilizzare come training, cioè come allenamento per capire le logiche del gioco. Ora, tutto inutile, ma se uno vuole imparare un gioco e non ha la possibilità di venirlo a giocare, potrebbe essere attratto, soprattutto i più giovani, da questa veste informatica, iniziano a giocarci digitalmente per poi essere, diciamo, incuriositi a vederlo dal vero, anche perché se non vedono qui probabilmente non lo vedono da nessun'altra parte.
Un aneddoto molto curioso che mi va di raccontarvi, mi piace ricordarlo perché purtroppo oggi non c'è più. Un mio amico degli Stati Uniti veniva ogni anno, quasi ogni anno, a trovarci in Sardegna. Venne qua con una squadra di archeologi per scavare i Duos Nuragas di Borore a metà degli anni 80. Dagli anni 80 fino al 2019, purtroppo nel 2020 è passata a miglior vita, veniva in Sardegna, gli abbiamo insegnato a giocare alla murra. Quando sentivo questo ragazzo giocare con questo accento americano dire murra bella, cioè era una cosa che toccante, perché poi dicevo, non era una questione di lingua, è una questione di logica. Chiunque può imparare questo gioco, ne vale la pena diffonderlo, anche perché io sono stato a Roma da poco a presentarlo, a Napoli lo stesso, con dei ragazzini. Loro non hanno la possibilità di farlo, ma quando gli ho insegnato la logica e vederli giocare fuori dopo la presentazione è stato molto bello, perché a parte gli aspetti meno nobili del gioco per colpa nostra, per colpa delle nostre reazioni spesso troppo goliardiche eccetera, al di là di questo è un gioco molto interessante, perché c'è un'equipe, un collega, siamo stati da poco a Bitti quest'estate per un simposio sul gioco della murra. Questo ragazzo, questo ricercatore, che è uno psicologo, non dentro la nuca con storici, con informatici, uno psicologo, insegna negli Stati Uniti. Sta insegnando la murra a questi studenti americani, non tanto per le logiche del gioco in sé, ma la difficoltà, se ci pensate, e poi potremo anche provarci per farvi mi piace che sorridiate perché vuol dire che volete imparare, però la cosa curiosa è che quando voi tirate un numero, provateci anche da casa, quando sarete da soli, non lo so, lo vedete voi. Se voi provate a giocare, la cosa spontanea è pronunciare a voce alta il numero che state buttando, 3, ma dove voglio andare? Se io devo indovinare la somma e dico il numero che sto buttando, ho perso il partenza. Quindi la prima difficoltà è tirare un numero che sia diverso da quello che dico, prima difficoltà. Seconda difficoltà, pensare il numero che devo indovinare, buttarne un altro e contemporaneamente farmi i calcoli. Ora, questo si chiama ragionamento disgiunto, cioè i gesti fanno una cosa diversa da quello che pensiamo. Il collega psicologo dell'OGU sta facendo questo, capire, studiare a livello o inconscio o a livello conscio, cioè la componente consapevole o inconsapevole di questi atteggiamenti. I più grandi campioni di murra, lui li ha interrogati, gli ha chiesto, ma come fai? Ci ragioni? No, non ci ragiono, mi viene in automatico, e questi sono imbattibili. Cioè, nei tornei spesso e volentieri non perdono quasi mai. Non c'è un ragionamento, c'è però qualche meccanismo e una velocità di calcolo estremamente elevata che hanno anche calcolato all'Università di Sassari durante questi test che vi dicevo, di rilevazione anche dello sguardo, della pupilla, per farci capire appunto le complessità che stanno dietro questo gioco, che non sono solamente matematiche, che possono aiutare ed educare i bambini al ragionamento del calcolo matematico. Questo è un aspetto che stanno sviluppando e approfondendo all'Università di Cagliari. C'è una professoressa che col suo gruppo di ricerca è andata nelle scuole, ha insegnato il gioco ai bambini e sta studiando quelle che sono le risposte in termini di apprendimento e di mentalità matematica i bambini attraverso il gioco della morra. Allora, mi sembra una cosa banale, non è così. Ora vi dico un esempio, io che sono matematico, se vedo 10 delle macchine parcheggiate, la prima cosa che faccio è le conto, per dire, forse è una mia deformazione, però chi ha questa tendenza ai numeri in genere tende a contare le cose, quindi a raggruppare, che ne so, un vassoio di mele, a colpo d'occhio, quante mele ci sono? Voi direte, ma questo è pazzo. No, questa è una mentalità
una deformazione che hanno probabilmente coloro più affini alla matematica. Uno davanti alla Gioconda invece si scioglie perché la Gioconda vede delle cose che altri non vedono, quindi per capire che le attitudini sono spesso strane, però fanno la specificità di ciascuno di noi. Quindi, come vi dicevo, la Murra stimola il ragionamento e le abilità matematiche, aiuta a raffinare le tecniche di osservazione, la previsione probabilistica nel prevedere le giocate, educando sia al ritmo, perché è difficile tenere quella cadenza. L'eleganza della Murra sta anche nella sua ritmica. Se viene giocata accelerata già perde metà del suo fascino, questa è la mia impressione. Quindi al ragionamento che vi dicevo disgiunto, cioè predizione della somma e lancio di un numero differente e controllo dei movimenti. Il numero lanciato deve essere diverso del numero che io pronuncio a voce alta e deve essere inferiore al suo valore. Tutti i ragionamenti che non sono banali. Quindi questa particolare implementazione ovviamente può essere sviluppata in ambienti museali. Quindi immaginate di andare al Museo Man di Nuoro e trovare un bel display, mi metto lì, mi gioco alla Murra, per dire, ora, chi ha la possibilità di giocarlo va bene, ma se viene uno straniero che vuole conoscere le nostre tradizioni potrebbe incontrare questa dimensione, oltre che diciamo di andare in qualche festa nostra paesana, ma potrebbe essere un modo per, appunto, per infrangere questi confini. E poi studiare le interazioni tra i giocatori umani contro l'intelligenza artificiale, il discorso che vi facevo in origine, cioè un uomo di fronte a una macchina. Io mi accorgo, giocando con un giocatore finto del display, se è un giocatore umano o un giocatore automatico della macchina. Sono queste le sfide interessanti dal punto di vista scientifico, sono cose che si fanno di già, però come vi dicevo si possono applicare a diversi ambiti. Questo può essere quello, per dire una fesseria. Ma noi cosa ce ne importa di tutta questa cosa? C'è gente che ad esempio raddrizza le banane, per dire, no? Vi faccio una battuta. I giapponesi, e non è una fantasia, hanno studiato il modo per dare forme regolari ad esempio alla frutta. Le angurie, ad esempio, le fanno crescere in cubi perché volumetricamente è un costo. Stoccare la frutta, le angurie in questo caso, in contenitori che possono essere più o meno regolari, farebbe risparmiare il volume e farebbe ridurre i costi di trasporto e così via. Quindi, per dire, c'è quello che raddrizza banane, quello che fa cubi dalle angurie e noi magari ci potremmo dedicare un pochino di più al nostro gioco. Quindi gli aspetti neurologici, come vi dicevo, gli aspetti fisiologici, chi di voi ha mai fatto un holter? Ok, l'holter che cos'è? È una macchinina che vi attaccano qui il cardiologo, vi studia tutto il giorno il battito cardiaco, i soffi, quelli vengono messi in una macchina e vengono analizzati. Ora, ho detto, ma perché non sarebbe bello appiccicare questo qui a un giocatore di Murra e capire che coinvolgimento fisiologico può esserci proprio dallo studio anche cardiovascolare, quindi anche dall'aspetto medico. Io non vi dico, a parte il dolore del braccio dopo il vaccino, no, quando gioco a Murra io esco fuori senza voce e col braccio completamente paralizzato, però per dirvi che anche dal punto di vista fisico, essendo un gioco molto fisico, ha delle implicazioni fisiologiche che forse potrebbero essere indagate, perché no, lasciamolo ai medici e ai biologi. Quindi questa è la ragione per cui mi piacerebbe che la realtà si potesse modellare per essere trasposta in qualsiasi ambiente virtuale, a prescindere dal dispositivo, cercando di eseguire questi test di Turing che vi dicevo per capire la reazione di un uomo con una macchina e capire se se ne accorge. E con tecniche visuali di motion capture, che sono appunto le acquisizioni che vi dicevo con la donnina che camminava, cioè l'acquisizione del movimento mediante sensoristica, in modo che possano essere facilmente trasposte su differenti dispositivi. Questa ovviamente, come vi dicevo, è solo un'idea, io l'ho presentata in un contesto di ingegneri, di umanisti informatici, diciamo, ed è solamente una proposta per catalizzare quelli che sono i contributi interdisciplinari, appunto per poter mescolare le competenze dei tecnici, degli umanisti, dei fisiologi, degli psicologi, affinché anche questo magari possa diventare una realtà funzionante. Vi ringrazio e mi scuso se sono andato un po' lungo.